Pronto? 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 Non è questo? Pronto? Signor Gennaro? Ah, buonasera, eccoci qua. Volevo un consulto. Ho detto buonasera, buongiorno. Dica. Volevo un consulto. E sto qua, appunto. Dica. Che le devo dare? I dati? Penso di sì. Da dove chiama la prima cosa? Dalla provincia di Avellino. Da che parte? San Martino Valle Caudino. Dove si ascolta? Per televisione... Ho capito, va bene. Allora, lei ascolta anche Radio Camaldoli, giusto? Allora, lei è sposata? Sì. Però lei tradisce suo marito, signora, si deve solo vergognare lei. Non è vero. Che pensiero? Con il pensiero lei ha tradito suo marito. Questo è capitato. Ma chi era un giardiniere? Chi era questa persona? No, non è vero, mi scusi, è tutto il contrario, ecco perché sto chiamando. Io ho 3 bambini, sono una persona abbastanza seria, non mi risulta. Un attimo solo, signora. Suo marito quando è nato? 8-12-63. Lo sapevo. Sì. Signora, lei ha tradito in passato suo marito. Lei in passato ha tradito suo marito. Con chi, scusi? Questo lo deve domandare a lei, signora, non con me certamente. Lei in passato... Lui no, mai? Signora, io sto parlando prima di lei, dopo apro le carte su suo marito. Qui mi esce la carta del tradimento. Da parte sua, però. Signora, dopo apriamo su suo marito. Lei ha tradito suo marito? No. Signora... Signora, mi scusi, lei ha avuto una simpatia per un'altra persona? Forse questa persona per me, sì. Ecco, allora, lei ha avuto questa simpatia per quest'altra persona, signora? Sì, signora, glielo dico io, a nome di Dio glielo dico. Se dovrei sbagliare, Dio mi dovrebbe punire. Signora, io sono convinto di quello che dico. Lei ha chiamato purtroppo un vero veggente, doveva chiamare una persona che non sapeva niente di cartomanzia. Purtroppo io so leggere troppo bene le carte. Signora, lei ha avuto una simpatia per una persona, a parte suo marito? Dopo apriamo le carte anche su suo marito, indubbiamente. Simpatia, sì, ma nient'altro. Ha avuto simpatia? Sì, ma Oh. niente altro. Signora, lei lo desiderava, signora, questa persona? No. Signora, questa persona desiderava lei, e questo lei già lo sa. Può darsi questo. Signora, gli ha fatto l'occhiolino, signora. Io lo vedo qua sulle carte, ma stiamo scherzando. Se dobbiamo scherzare, scherziamo, eh? E chi è? Signora, vogliamo ridere? Vabbè. No, signor, va male. Signor, se le carte mi stanno dicendo stronzate, vuol dire che io non posso nemmeno indovinare sul vostro marito. Voi avete avuto una simpatia per una persona maschile al di fuori di vostro marito? No, qualche amicizia. Signora, sono le carte che me lo dicono. Ma si stanno sbagliando? Ma mica è una condanna, mica sono il giudice io. Vabbè, io più che altro, siccome ci sta una signorina, volevo sapere sul mio marito, non su di me. Signore, io sto dicendo a lei. Va bene, non mi interessa il mio, volevo sapere... Signora, voi tenete... No, signor, fermatevi. Voi, prima che ite sbagliati siete stata voi, perché avete dato simpatia a una persona maschile che non è vostro marito. E il vostro marito va misi il corno. E ha fatto troppo bene. Onestamente. Scusatemi, hanno una relazione, stanno insieme. Signora, però, chi ha cominciato prima siete stata voi. Guardate che... Signora, io leggo le carte e lei sta mentendo a se stessa. Lei mi sta dicendo che non ha avuto nessuna simpatia con nessuna persona maschile. È vero? È vero? Io ho 3 bambini, non ho questo... Signora, lasciate stare i bambini. Io le sto dicendo, ma guardi, lei mi deve apprezzare perché io dico la verità. Io sto dicendo una piccola cosa. Lei... La verità fa male. Guardate, la signora mi ha attaccato il telefono. Sentite tutti quanti, udite gente. La signora mi ha attaccato il telefono. Tengo 3 bambini e ne potete di pure 5. Sempre una zoccola sì. Sempre una zoccola sì. Ecco il senso di colpa. Il senso di colpa che loro si vogliono discolpare e riversare sui mariti. Fanno mettere la coscienza a posto,
Dice,